Fratelli e sorelle carissimi, già da qualche anno al territorio delle nostre due diocesi è chiesto di offrire accoglienza ad un certo numero di migranti forzati. Ad oggi in provincia di Treviso sono presenti circa 900 migranti, in media 10 per comune, uno ogni 1000 abitanti. Recentemente l'arrivo di migranti ha dato luogo a qualche episodio di particolare tensione sociale, anche a causa di scelte improvvide per la loro sistemazione. Inizia così la lunga lettera che i vescovi di Treviso e Vittorio Veneto rivolgono ai fedeli, pubblicandola sui 2 settimanali diocesani La Vita del Popolo e l'Azione. Un intervento preciso e dettagliato per fornire ai cristiani indicazioni sui criteri con i quali porsi di fronte al fenomeno dei profughi. Dopo le parole durissime della CEI contro il presidente della regione Zaia, definito attivista e non governatore, sono ora i monsignori Gardina e Pizziolo a prendere la parola contro la strumentalizzazione politica della questione e ad atteggiamenti di chiusura che non corrispondono alla reale natura di questa gente e questa terra. Come una terra inospitale, dura, egoista, dopo che ha fatto l'esperienza sulla propria pelle di tanti nostri cittadini che hanno trovato lavoro e accoglienza in altre terre. La gestione dei flussi, scrivono i 2 pastori, oltre a non essere sufficientemente organizzata a livello europeo e nazionale, si mescola a componenti ideologiche che impediscono di cogliere la dimensione drammatica di tante situazioni umane. Serve quindi un atteggiamento diverso, secondo i vescovi, nello spirito del dovere cristiano dell'accoglienza. La fede cristiana non è mai così monolitica da non subire momenti di prova o anche di provocazione. Questo è uno di quelli e proprio per questo credo sia necessario anche aiutarci ad avere e a trovare una coerenza fra quello che professiamo e quello che poi noi, quello che compiamo, che attuiamo.